pirieta, pirieta, chi è il pirieta? Lattoniere, in italiano, lattoniere. E il pirieta faceva empirie, gli imbuti, e il pirieta faceva le bottiglie per acqua calda, e il pirieta faceva anche tecette, robe piccole, robe, erano tutti mestieri artigianali che si usava a Venezia. Poi dopo il pirieta e faceva anche gorne e scarichi di gorne. E qui c'era il pirieta. Ho fatto anche qui, da fio, il pirieta e cavavamo via i gorne invece. E c'era del zingo. Se eravamo fortunati trovavamo qualche spartiacqua del piombo e ora vendevamo da gnocchi, che comprava a Ferrovecchio, comprava di tutto, da strasce, da bottiglie, da ossi, da tutto. E si vendeva questa roba e noi altri, 15 anni, 16, si andava a comprarsi tanto, pane e mortadea. Volete domandare cosa costava che la mortadea? Mi ricordo che in Canario, in fondamenta di Ormesini, che c'era una botteghetta e c'era un luganiere sempre che diceva mortadea. Stavamo di qui del musso che dicevamo, perché costava di manco e costava neanche 100 lire a letto, 60, 70, 80 per dire. E quindi c'era il pirieta che faceva gorne, faceva tubi di scarico per le gorne, faceva, diciamo così, oltre che essa che fare impirie, gli faceva anche dei raccoglitori che c'era veramente, se ne vede ancora in giro per Venezia, c'era opere d'arte, perché c'era eccentrici in quanto che aveva il scarico su un lato e dall'altra parte c'era diagonali, aveva come una specie di cappello del doge sopra e dentro gli metteva da una parte un scarico e dall'altra che ne metteva un altro, così faceva tutto. E quindi c'era in pirieta.